parte 10. Allora, ero rimasto a settembre 2015, poi settembre 2015 ho rivisto i Vaghi. Dove li ho visti a settembre 2015? Li ho visti... Ah sì, ad Assemi. Sì, questa era la festa di Sant'Antonio ad Assemi. Li ho visti con mia sorella. Sì, è stata una delle volte che mi sono piaciuti di più. Hanno fatto sempre cambio di costumi, quindi molto bravi. Poi Vicarious, Maggots, novembre 2015. I Vicarious sono un gruppo cover dei Tool che mi piacciono, che mi sono piaciuti abbastanza. I Tool sono comunque un gruppo carino che mi piace. Maggots, un gruppo cover degli Slipknot, che si mettono le maschere come gli Slipknot, carini anche questi. Novembre 2015 alla Cueva li ho visti. Poi My Own Prison, novembre 2015. Ho rivisto in My Own Prison questa volta, no, era questa volta comunque che li ho visti a Monastir, al Blind Rabbit. Non so se li avevo già visti anche l'altra volta al Blind Rabbit. Comunque mi sono piaciuti anche questa seconda volta che li ho visti, molto molto cioè vanno molto nell'anima, vanno molto nell'anima questi ma un periodo, cioè molto sentimentali pur essendo hardcore, quindi pesanti. Poi mm, Ruota Libera, Alberto Sanna, Duo Casa del Vento, dicembre 2015. Allora, ho visto Ruota Libera che sono un gruppo folk sardo, poi Alberto Sanna che è un artista che ha anche un gruppo dove fa cover dei Clash, però in cui aveva suonato da solo insieme alla Casa del Vento. Infatti c'è il duo Casa del Vento, eccetera. Sono andato con mio fratello, comunque li ho visti a Cagliari, al Jester Club. Sì, bellino come concerto, mi ero divertito, cioè mi ero rilassato e anche un po' divertito, sì. Ma, divertito mediamente. Poi Metal Christmas 2015, dicembre 2015. Qui avevo visto di gruppi Metal Christmas 2015. Spero la Cueva. C'era... Non mi ricordo chi c'erano però. Gruppi metal comunque. Sardi. E poi alla fine c'era un gruppo, sì. Ricordo che alla fine c'era un gruppo c'era un gruppo alla fine c'era un gruppo italiano che faceva tipo rock, mezzo hard rock, molto horror rock, però non mi ricordo come si chiamano. Però non ero rimasto fino alla fine. Poi Tested to Distraction, Insight, gennaio 2016, questo è al Bohemian. Tested to Distraction, sempre quel gruppo di miei amici, mi sono piaciuti molto. E anche gli Insight mi sono piaciuti molto, è un gruppo hardcore del nord Italia, in Impero Lombardi. Poi Rules and Chains e Rodeo Clown, gennaio 2016. Questi li ho visti al Blind Rabbit. Rules and Chains l'ho rivisto per l'ennesima volta. E poi Rodeo Clown, che sono un gruppo punk rock, dove il chitarrista ha influenze... negli assoli ha influenze progressive, nel senso che dice che il suo genere preferito è il progressive rock, infatti fa anche assoli molto tecnici a volte. Comunque sono di Sassari, è comunque bellino. Poi Return to Tragedy, Vulture e Yato. Return to Tragedy, sono un gruppo che fa metalcore, sardi, non mi ricordo di dove. Poi ho visto poi Vulture e Yato. I Vulture sono un gruppo che fa black metal in sardo, mi sembra che c'è Nicola, che saluto, che conosco, saluto di Porto Scuso, che fa il cantante chitarrista. E poi gli Yato, che avevo già visto, un gruppo death metal che influenza hardcore, che sono molto bravi. Comunque uno dei più bravi appunto che ho visto di sardi. Sì, mi era piaciuto abbastanza questo concerto. Poi
siamo arrivati al 2016, quindi non manca molto che finiscano i concerti. Allora, poi al Nuova Mediterranea più Banda Bardot, concerto numero 1000 al Sonos, gennaio 2016. Le Nuova Mediterranea, c'era le Nuova Mediterranea che sono quel gruppo folk rock, no folk più che rock, folk sardo, che hanno fatto il concerto numero 1000, hanno festeggiato facendo venire un sacco di artisti diversi che non cito, soprattutto italiani, cioè tutti italiani, soprattutto del genere folk, anche il rock. E hanno suonato anche la Banda Bardot, qualche canzone, sì. Non c'erano tutti quelli della Banda Bardot, cioè il cantante e il chitarrista mi sembra solo. Sì, comunque mi sono divertito molto in questo concerto. Al Sonos, sono sperato. Poi Pino Scotto acustico con Tamurita, febbraio 2016. Ah, c'era Pino Scotto che ha fatto un acustico, che è stata l'ultima volta che l'ho visto, al Sonos, con i Tamurita che sono un gruppo folk rock, penso sardo, però non mi ricordo di dove. Vabbè, bellino come concerto, va. Niente di che. Poi Rules and Chains, febbraio 2016, ho rivisto Rules and Chains, di nuovo. Febbraio 2016, questa volta li ho visti, dove? Non mi ricordo. Boh. Comunque nel 2015, quella volta a gennaio che non sapevo dove erano, mi sembra che li avevo visti a Cagliari. Poi febbraio 2016 non mi ricordo dove li ho visti. Comunque è una delle ultime volte che l'ho visto, se non l'ultimo, mi pare. Quelli ho visti. Poi cover band Metallica, febbraio 2016. Avevo visto una cover band di Metallica al Vitamina Beer, un locale che c'è qui sono sperato che lo gestisse Fabio di Villasor. E comunque sì, bellini, ma non è che mi piacciono tantissimo i Metallica. Comunque si conclude anche questo video.